90 bancarelle di espositori regionali nei cortili, giardini, piazze, vie e antichi palazzi di Maglie. Nella piazza del vino si potranno degustare i bianchi, i rossi e rosati di cantine pugliesi selezionate, ma non manca la birra artigianale. Poi c'è la via della gastronomia, quella dell'olio extravergine d'oliva, quella dell'ortofrutta e ancora la via dei presidi e comunità del cibo. Il percorso si conclude con la piazza del gelato, la via dei dolci e l'angolo del caffè. Tutto questo è il mercatino del gusto di Maglie. C'è per esempio nel palazzo del Liceo Capece lo show cooking, la scuola di cucina, c'è un aspetto culturale nel caffè letterario di Palazzo Guido, verrà presentato un libro ogni sera e quindi ci sono delle cose molto importanti anche sotto l'aspetto culturale. Consolidare l'evento giunto alla 14ª edizione in un contesto non solo enogastronomico ma di promozione turistica e storica. Questo l'obiettivo del Comitato Mercatino del Gusto. Dentro questo mercatino che si svolge a Maglie in Puglia ci sono gli ingredienti per pensare a dei format e degli eventi che possano trasportare in giro per l'Italia ma anche per il mondo idee, storia, identità, ma anche in modo particolare innovazione. Con il Mercatino del Gusto, tradizione e innovazione si incontrano in Puglia. Questo è il tema dell'edizione targata 2013. A Maglie, dall'1 al 5 agosto, ogni sera, a partire dalle 19, danza, musica, masserie didattiche di Puglia, laboratori, libri, vino e tanto buon cibo. Questi gli ingredienti dell'evento, un'occasione per promuovere il territorio e il turismo, ma anche un'opportunità per le aziende espositrici. Come Camera di Commercio ci siamo stati fin dal primo momento, crediamo in questo evento, continueremo a sostenerlo con la speranza che in questo momento difficile che stiamo vivendo il Mercatino del Gusto possa rappresentare una boccata d'ossigeno per le nostre aziende. L'iniziativa, resa possibile anche grazie al sostegno dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia e della provincia di Lecce, dati alla mano, conferma l'interesse in continua crescita da parte dei visitatori. Il 12,4 dei 160.000 visitatori del mercatino vengono nel Salento per il mercatino. Questo è un dato, voglio dire, incredibile e questo significa che abbiamo cominciato ad incidere nel fare turismo. Novità di quest'anno i QR code apposti sulle bancarelle che permetteranno attraverso uno smartphone di collegarsi direttamente al sito del Mercatino del Gusto per avere aggiornamenti in tempo reale riguardo gli appuntamenti dell'evento.